L'autonomia rimane un faro per il Veneto e sicuramente è uno degli obiettivi di questo governo, come è stato già dichiarato. A breve, a brevissimo, ci sarà un intervento del nuovo ministro Boccia anche qui in Veneto. Noi del Movimento 5 Stelle saremo presenti insieme a tutti i colleghi per dimostrare questa urgenza ormai impellente, e quindi l'obiettivo nostro è quello di portare a termine il processo dell'autonomia nel più breve tempo possibile, ottenendo le maggiori competenze possibili. Sarà un processo che si concluderà con le famose 23 materie richieste originariamente da Zaia, secondo lei? Ma guardi, se lei chiede a un veneto qualsiasi quante sono le materie da portare a casa, sicuramente non lo sa e quantomeno non ha importanza il numero in sé. L'importante è che ci siano delle materie, ma soprattutto la questione finanziaria, quindi la parte fiscale è importantissima e i soldi per ottenere queste competenze sono la questione principale al momento. Non ne vedo altre.